tornai, mi assettai sopra una pietra, che poteva vedere il corpo di mio figlio. Piangevo e dicevo, delinquenti assassini, me l'ammazzaste per la politica. Un maresciallo mi guardò e mi disse, forse suo figlio ha avuto a che dire con qualcuno? No, gli risposi, ma lei sa che ha ammazzato a mio figlio. Fui vittima di una persecuzione. La mancanza Quando si celebrò la cresima di Tommasino, arrivarono le famiglie più potenti, più ricche e più temute di Porta Nuova, cioè di mezza Palermo. Sopra tutti quanti c'era Don Tancredi Malaino. Sua moglie, Donna Vittoria, era la guida riconosciuta del nostro clan femminile. Salvo, il fratello di Don Pennisi, rozzo e brutale, aveva rafforzato la famiglia sposando Maddalena Sorrentino, che proveniva da un'altra famiglia mafiosa. Nicolino, ma tutto sto gelato, amore, ma chi è che te l'ha dato? Oh, lascialo stare il mio Nicolino, eh? Mannaggia a te, mannaggia. Bello della zia. Che graziosa. Meschina, si comporta come una madre. Se ci avesse figli suoi, non si avesse impossessato di quelli degli altri. Fu quasi un anno dopo che mi venne da ripensare alle parole di Gaetano. Oh, ciao, zia Teresa. Ciao, ma quanto le consumano ste povere zie, eh? Che vuoi, tanto di tempo ce n'ho. E va bene, pigliati a Maldini, ma tu mi dare il baggio. Sì, vado parto domani, ciao. Ciao. Buon appetito. Tu che prendi, Maddalena? Una marena, va. Una marena. Grazie, Maddalena. Cosa? Whisky liscio ti bevi? Tu vuoi fare l'americana? Ma sei nata in Italia. Oh, che ci posso fare? Mi piace così. Ebbene fai, così si fa. Sigarette, carte e whisky. La giocatrice di razza fina sei. Sì, però intanto perdo. Doppi ceni, doppi pranzi, doppie colazioni, doppi capodanni. Gesù, Maria Santissima, che vita complicata. Quella a Tancredi, l'esaurimento nervoso subito ci picchiasse. A parte che, Antonietta, no dico, mio marito ci tiene alla dieta. Però, Don Moreno né alla moglie né all'amante ci fece mai mancare niente, Sì, ma è un uomo potente, lui. Sì, figurati, quello stava a pensare alla moglie, che per la cena è sta viene, ma per il dopo cena ne sbaglia. Qui da Antonietta è sempre tutto perfetto. Come sempre. Salvo non mi parla d'altro. Ah, che fortuna che ebbe suo fratello Francesco che si sposò a una donna come a lei. Che tiene la casa come uno specchio e due figlie che parlano uscite da un collegio svizzero. E poi sembra a posto, sembra azzezzata. Certo, sembra dall'estetista. Poi si legge i libri, se ne va al massimo, ai concerti. Ma sai che gliene frega Salvo dei concerti? Perché non glielo chiedi tu, Ma Salvo, mi porti stasera a un bel concerto. Prova, dai, sta qua, Ma che non se domanda. la fotte più nessuno. Non sono i concerti, Teresa. Magari fossero i concerti. Sono questi figli che non vengono. Maddalena, non ti preoccupare. Verrà. Sono disperata. Salvo non mi rispetta. Per me Francesca non è pazza. Sì, ma non c'ha neppure ragione, meschina. Che vuoi dire? Le malelingue che infamarono a Don Mimì, ora la convinsero ad accusare a Don Tancredi. Dopo che ci ammazzarono il marito, ora la stanno usando ancora. E lei non se ne capacita. Male lingue. Ma di che cosa parli? La schiacceranno come un fico d'India. A tutti noi ci schiacceranno. Donna Vittoria, la torta di babà. Ma questo è un attentato calorico. E l'ultima volta avete avuto a che dire con la mia cassata per il colesterolo. Perché la torta di babà rimane più leggera. A me con la mousse di fragole non mi può dire niente nessuno. Anzi, che fragole di questa stagione. Che beata tu. C'ho i miei fornitori io. Tu sempre perfetta. Addirittura la mousse è tinta con la maglietta. No, la maglietta è in tinta con la mousse, che sfotti. No, anzi, è poi perfetta col mio strudel di mele. No, Teresa, pure lo strudel di mele.
No, ti prego, questa è la fine, la fine. E che dobbiamo stare a speranza delle fedenzie che ci portano i nostri mariti? Finalmente tornati! Guarda, Antonietta è già la padrona. Il malaino sotto i pennisi. Sì, Francesco che si piglia tutto. Non ce lo lasciano fare e sarà la guerra. Ma chi fu? I catanesi dicono che si appoggiarono a qualcuno di qua. Qualcuno? Chi? Tancredi, mi lasciasti sola. Perché lui? Perché lui? Perché lui? Perché lui? Oh, Nicolino, vieni qua che è tardi. Ma sembra tu sei, sbrigati. Ciao Maddalena. Ciao, Teresa. Com'è che non ci vediamo più a casa di tua cognata? E perché è un pochino stanca, sai, un pochino indaffarata. Nicola! Ma perché la mamma non viene mai? Perché c'è che fare. Dammi lo zainetto, se no ti rovino tutta la schiena. Avanti. Dai, saluto la zia Teresa. Ciao zia. Ciao Gioia, ho saputo che hai preso un buon voto in matematica. E l'italiano? Così così. E perché non leggi? Devi leggere tanto se vuoi scrivere bene. Ti faccio prestare un bel libro da Tommasino, eh? Non avevo fame oggi, la vuoi? Pizza, sì. Dammi qua questi dolci. Forza, cominciamo, che poi a tavola non mangi. Senti amore, oggi che vai a casa di Niccolino, portagli quel libro che ti piacque tanto. L'isola del tesoro? Bravo! Avanti, andiamo. Ci sentiamo presto, ciao. Gaetano è tutto sotto sopra. Zia, me lo regali quell'uccellino? Quello verde. Nessuno era incinta. Non la guardare, c'ha un problema all'utero. Non le può... Lo vuoi capire che io salvo Pennese, mi assumo tutte le responsabilità, tu non ci devi pensare. Non ti preoccupare, ci sono io che ti proteggo. Tu non sei più la sorella di quell'infame. Tu adesso sei la moglie di Salvo Pennese e mia moglie nessuno la tocca. Perché se qualcuno ti guarda malamente, io l'ammazzo. Ma chi è che mi sento così stanca? Mi pigliai a medicina eppure mi sento più stanca di ieri. Salvo, tu mi devi perdonare. Ti devo perdonare di che cosa? Tu non hai fatto niente di male, non ti preoccupare. Ma non fece manco niente di niente. Perdonami che sono una cosa inutile. Valgo meno di questi miei belli uccellini, che almeno sanno cantare. Di che cosa dici? Tu adesso sei una pennese e i pennesi non chiedono perdono a nessuno, ricordatelo sempre. Chi è? Avanti. Scusasse, la signora Sorrentino e Uncini ci sono, le faccio entrare? Ah, hai visto come ti vogliono bene? Anche le amiche ti vengono a trovare. Avanti. Forza, venite, entrate. Ditecelo pure voi di non preoccuparsi. Che c'hai? Sei fredda. Sei gelata, aspetta che ti copro un po'. E se non fosse che mi sento così stracca, niente ci avesse niente. Come sta Nicolino? Quando non lo chiamo io si facesse mai sentire dalla zia, eh? Tu sai che riapì a Niccolino. E come lo posso sapere? So come ragionano gli uomini. No, tu sai come ragiona Salvo e quello che può fare. Salvo? Ah, tu credi che Salvo? No, Salvo no, non ci posso credere. Salvo, con Nicolino ci giocava, in uomo duro. Ci giocava però con Nicolino, non c'entra. Però unite assieme tutte e tre ci possiamo dare forza. C'hanno bisogno del nostro silenzio. Invece, come diceva Cosimo prima, c'è una pena, dillo a tutti. Sì, è così Maddalena, dillo a tutti, a tutti. Tu cosa mi stravede per il bene che ci vuoi il bambino tuo? Ma non devi parlare di Salvo e di nessun altro.
Noi donne queste cose non le conosciamo. Tu lo sai. Niente siamo. Non siamo niente. Questa è la verità. Mariella, ma io non vedo a Maddalena, la zia. Tu l'hai vista? No, non c'è. Sciano però. Ci voleva così bene. Ma si vede che è malata. Maddalena! 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 Maddalena, no! Ma che hai fatto? Che hai fatto? Tieni! Siamo così! Ma Ida stesso aveva deciso di uscire dalla scena, perché era troppo straziata dalla morte del picciretto. Forse anche per amore ci restituiva a così a tuo fetoso l'onore e la libertà. Teresa, la fece giocare e poi si portava lontano con la macchina, come se fosse viva. Non si deve sapere. Unni fece nascondere il corpo. Non si deve sapere. Ma che rendi? Che ne sai? Da allora è sempre depresso. Meschino. Lo sai? Tutte le domeniche Iddo se ne va a messa da solo. Eppure, se c'avevi sempre nella catenina la fede attaccata, a chi è che ce la racconta? Non inganna nessuno. Se ci avesse voluto un poco di bene a sua moglie, non veniva così. E noi? Noi che fine facciamo? Avete il coraggio di dire basta. Voi che campate ancora dentro a queste famiglie mafiose. Trovate la forza di convincere a vostro padre, a vostro marito, di cangiare così come ho fatto io. Però se loro rimangono come sono, allora è meglio che l'abbandonati. L'uomo o lo rattrizzi o lo lasci perdere.